e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19:30, solo su RPL, la tua radio. Ascoltate Giovanni Polli, per sempre. Va ora in onda La legge del gol. Champions. Mamma mia, siamo i campioni, signori e signore, siamo i campioni. Buon pomeriggio cari ascoltatori di RPL, bentornati in una nuova puntata della legge del gol. Qui come sempre al mio fianco ho Roby Di Franco. Ciao Matteo, buon pomeriggio a tutti. E il buon Fede Pontillo nella postazione corner che potete vedere per chi ci segue sui social. Buon pomeriggio a tutti, finalmente sono seduto anch'io come voi. Esattamente. Siamo campioni d'Europa. Allora, primo commento a pelle di tutti voi, ma anche di voi radioascoltatori. 02 66 20 35 29 per intervenire in diretta e parlare con noi, o se no ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Però a noi ovviamente fa più piacere se intervenite in diretta. 02 66 20 35 29. Allora, qual è il primo commento a caldo di questa grandissima vittoria degli azzurri? Beh, allora, è un commento sicuramente positivo. È stato difficile quanto bello probabilmente, anche perché da dopo il girone abbiamo beccato solo squadre forti, quindi sicuramente è stato difficile, ma bellissimo per come si è concluso. Beh, campioni d'Europa e campioni d'Italia, aggiungo, quindi quest'anno è proprio perfetto, al massimo del massimo, no? A parte gli scherzi, sicuramente è stata una cavalcata perfetta degli azzurri quest'anno, proprio perfetta. Ma super perfetta, è stata una partita sofferta. Voi cosa ne pensate, cari radioascoltatori? 02 66 20 35 29. Allora, la partita Italia-Inghilterra, io penso, tra l'altro poi possiamo anche dirlo senza nessun problema, io l'ho vista con il buon Roby Di Franco e Fede Pontillo, io penso che mi stava per venire un grandissimo infarto. Ecco, è stata una partita molto sofferta, davvero super sofferta. Il primo, a pochi minuti è arrivato subito il gol di Shaw, ecco che ci stava già facendo piangere l'Inghilterra, e il primo tempo l'Italia obiettivamente non l'ha giocato. Infatti tutti noi, ma penso anche voi cari radioascoltatori, se avete seguito la partita, pensavamo al peggio, basta, ormai è andata. Però gli azzurri non si sono arresi, hanno detto no, l'Inghilterra non passerà. Tra l'altro poi parleremo anche dei festeggiamenti, non solo che ci sono stati in Italia, ma anche in altre parti del mondo. Ma che partita è stata? Una cosa prima vorrei aggiungere, abbiamo visto la partita insieme, ma qualcuno tra di noi l'ha anche pronosticata prendendosi gli insulti perché l'ha pronosticata prima pensando di portare sfortuna e ci ha azzeccato in pieno, ma purtroppo non l'ho giocata. Quindi... Dovevi giocarla alle scommesse. Guarda, lascia stare, 4 risultati fissi esatti ho beccato, non ho giocato uno. Quindi, cari radioascoltatori, dopo vi diamo il numero di Roby Di Franco in privato, se volete contattarlo Se volete contattarlo per sapere che cosa ne pensate. Non tutte le partite, mi capita ogni tanto, ma quando capita... Donne, mi raccomando, è single, bel ragazzo, chiamatelo, vi fa vincere anche un sacco di soldi. Esatto. Roby Di Franco è la nostra gallina dalle uova d'oro, ecco si diceva un tempo, per quanto riguarda il calcio. Però, scherzi a parte, quali sono i commenti? Che partita è stata? È stata una partita, ok, sofferta, combattuta, ma è stata una bella finale, secondo voi? Bella sì, però sicuramente un primo tempo difficile, ma penso che probabilmente ci sia stato un po' abbiamo subito un po' di pressione, perché comunque una finale dopo che non ti sei qualificato al mondiale, dopo tutte le critiche che ci sono state, non era facile.
comunque dopo un brutto inizio, anche comunque durante il primo tempo siamo usciti fuori e poi nel secondo tempo non abbiamo praticamente subito nessun tiro in porta, quindi è meritata alla fine secondo me la vittoria. Io penso invece che è stata proprio la classica partita da cinema di Hollywood, cioè che si risolve ai rigori, all'ultimo rigore. Però sì, è stata primo tempo tutt'altro che bello, perché comunque oltre a fatto il prendere il gol abbiamo proprio sofferto veramente tanto. E il secondo tempo, come ha detto Robby, ci siamo svegliati e poi non ce n'è stato più per nessuno. E poi ai rigori il magico Gigio, detto Zizzo, le ha prese, è giusto così. Però vi interrompo perché voi siete simpatici, va bene, capite qualcosa del calcio, però lasciamo parlare i nostri cari radioascoltatori. Buon pomeriggio in diretta qui con noi. Buongiorno, sono Alessandro da Losanna. Non vorrei fare il bastian contrario, per me la partita è stata piuttosto noiosa. Il gol dell'Italia ha fatto bene a farlo, ma è stata una botta sembrava un po' di fortuna, e chi ha fatto vincere l'Italia è stato Donnarumma. Per me l'Italia ha solo giocato bene contro il Belgio il primo tempo e la Svizzera, però il gioco che ho visto, ok, la cosa che è da notare, questo che è vero, che è una squadra, e chi doveva essere magari da prima donna o quello che era magari Immobile, che in capocannoniere in Italia è indiscutibile, lì con questa Italia ha giocato veramente male, cioè, non riusciva a emergere, forse perché magari cercava di essere lui a fare gol, e invece l'Italia come squadra è squadra, come gioco devono ancora un po' migliorare. Certamente. Comunque sì, Donnarumma è quello che ha fatto vincere l'Italia. Grazie mille per il suo... Prego. Grazie mille per il suo intervento, grazie mille. Ma allora sicuramente riprendo la frase del nostro ascoltatore, sicuramente, ma soprattutto in uno sport come quello del calcio, non bisogna mai smettere di migliorarsi, ecco, perché si può far sempre di più. Però io condivido anche sul fatto che è stata una finale comunque non ricca di azioni e di un bel gioco, ecco, sicuramente a non renderla noiosa, soprattutto magari per me, ecco, è stato il fatto che era la finale, che mi stava venendo un crepacuore ogni volta che l'Inghilterra si avvicinava all'area dell'Italia. Quindi sicuramente concordo con ciò che ha detto il nostro radioascoltatore. Però ecco, effettivamente l'Italia, dalla partita con la Spagna c'è stato una specie di calo rispetto a come giocava prima. Secondo voi perché, ragazzi? Ovviamente la domanda è rivolta anche ai nostri cari radioascoltatori. Ma sicuramente un calo nel gioco l'ha avuto. Io penso sia anche un po' di stanchezza dovuta a tutta la stagione, al girone, le partite del girone che comunque sono state giocate bene. Però non saprei un motivo vero per cui potrebbe essere successo questo calo, però sicuramente il gioco è stato molto diverso rispetto alle prime partite. Sì, io sono d'accordo con voi, il gioco sicuramente è calato. Magari può essere la tensione, magari il fatto che comunque tutti i giocatori dell'Italia che hanno giocato l'Europeo non erano mai arrivati a quel punto, e quindi non avevano neanche l'esperienza adatta per comunque continuare un percorso così. Comunque vorrei aggiungere che, come ha detto il nostro radioascoltatore, Donnarumma, Roberto, non so se hai presente, Donnarumma è quello che ci ha salvati. E comunque, ragazzi, secondo me, almeno da tifoso, trovarla noiosa, non sono proprio d'accordo, perché quando è la tua squadra che gioca, magari del gioco in quel momento te ne freghi, ma pensi forse più a vincere. Sì, quello sicuramente, però il primo tempo onestamente sono d'accordo, non è stata proprio una partita divertente, anzi, dopo il gol di Shaw praticamente è successo poco e niente. No, è quello infatti il discorso secondo me da analizzare, il fatto che comunque durante tutta la partita non c'è stato un gioco spettacolare, ma io concordo anche con ciò che ha detto Federico, il fatto che comunque fosse la finale d'Europa e giocava l'Italia, ovviamente una persona la vive in un'altra maniera, quello poco ma sicuro. Però
Ecco, diciamo che queste finali qua non è che ci hanno regalato tantissime emozioni, perché io ricordo anche la finale di Champions, che è stata molto più noiosa, vabbè, anche perché nessuno, almeno qua in studio, tifava o Chelsea o Manchester City, quindi poi certo ognuno poteva avere le proprie simpatie, però ecco, io vorrei dire una cosa, l'avevamo già detta la scorsa volta, ragazzi, ma l'Italia non doveva neanche arrivare agli ottavi di finale. Ma l'Italia non, come qualche giornalista ha detto, giocava con le squadre di oratorio? Ma di cosa stiamo parlando, signori? Di cosa stiamo parlando? Perché stanno facendo una petizione in Inghilterra per rigiocare la partita, quindi aspetta a dirlo perché magari ancora non siamo campioni d'Europa e dovremmo rigiocare un'altra partita. C'è il rischio, Ma un altro punto che volevo affrontare con tutti voi, ricordo il numero per intervenire in diretta 02 66 20 35 29, 02 66 20 35 29, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Ecco, un altro punto assolutamente da affrontare è stato il comportamento dei giocatori inglesi. Durante la partita, in alcuni momenti, perché ci sono stati, come per esempio mi ricordo Chiellini che dà la mano a Sterling per rialzarlo e Sterling gli fa il gesto come per dire la tua mano non la voglio, ma poi soprattutto la cosa che ha fatto ovviamente più scalpore è stata la cerimonia dopo la partita. Nel momento in cui hanno dato le medaglie per essere arrivati comunque in finale ai giocatori inglesi, che come gesto se la sono tolta, come gesto di indignazione. Ma a parte mi verrebbe da dire che cosa vorrebbero dimostrare con quel gesto, perché siete indignati, avete perso, purtroppo il calcio è uno sport che comunque si vince, si perde, fa parte dovrebbero imparare da Luis Enrique, ecco, soprattutto dalle sue citazioni. Però vorrei dire, ma che modo è davvero? È stata una scena veramente brutta. Cosa ne pensate? Io penso che è proprio quando si dice che ci si crede troppo superiori e si pensa di non essere, non meritare il secondo posto, ma di essere talmente forti da accettare la medaglia solo se si è vinto. Quindi il che è veramente una cosa che un secondo posto non si rifiuta mai la medaglia, non si fanno già determinati gesti perché è un secondo posto, comunque non sei arrivato ultimo. Dovrebbero imparare, secondo me, sono d'accordo con te, da Luis Enrique, da uomini così, perché lo sport ci devono essere più uomini così che persone che si credono di essere troppo forti e di non meritare un secondo posto. Sì, è proprio questo il problema, che non sanno perdere. Esatto. Quindi c'è poco da dire, c'è poco da fare. Poi, come hai detto tu, Roberto, comunque sono arrivati secondi e tra l'altro vedendo i gironi che hanno fatto non hanno fatto neanche queste grandi partite a livello di gioco e anche a livello di risultato, quindi comunque da un lato devono anche ringraziare il cielo loro se sono arrivati fino a lì e dovrebbero avere un po' più di umiltà, penso. No, che poi adesso il termine giusto, cioè la parola esatta è che c'è stata molta arroganza da parte dei giocatori e della dirigenza che amministrava comunque dei tecnici della squadra, ma soprattutto c'è stata anche moltissima arroganza da parte dei tifosi. E è vero che comunque noi italiani siamo molto più umili, perché io penso che non ho visto dichiarazioni di qualche VIP, di qualche influencer italiano, o meglio di qualche giocatore, di qualche dirigente della squadra dell'Italia o così via, che diceva noi vinceremo sicuro stasera, ma a mani basse. E questo dimostra comunque come noi italiani siamo molto umili, mentre invece noi abbiamo visto un'arroganza che posso definire anche un po' storica a tratti dell'Inghilterra. Avete visto i fenomeni? Qualche VIP che si era già tatuato il tatuaggio con la coppa. Sì, infatti stavo pensando al tifoso che si è tatuato la coppa coming home. Se ci sta sentendo, se ci fa sapere se l'ha già cancellato, se ha ma no, lo tiene per il prossimo europeo. Ah, va, ok. Esatto, cambia magari al posto del 20 mette qualcos'altro e via, ma se sarà l'annata dell'Inghilterra, sì. Se sarà di nuovo l'anno dell'Inghilterra, anche se comunque possiamo dirlo con franchezza che l'Italia doveva essere in finale alla fine con la Danimarca, perché la Danimarca ha perso veramente, possiamo dire che ha perso una partita di sfiga, dai. Sì, cioè, una partita ladrata dai. comunque, perché degli episodi che abbiamo visto non è che forse noi avremmo dovuto giocare la finale proprio come hai detto tu con la Danimarca. Sì, il rigore è molto generoso, come abbiamo detto anche settimana scorsa.
Poi la cosa anche più schifosa che ho visto è che ci sono stati, allora, lo stadio, se non erro, dove è stata giocata la partita tiene all'incirca quasi 60.000 persone. Ovviamente c'erano più di 50.000 tifosi inglesi e all'incirca 6.000 tifosi italiani, ecco, che erano 6.000 tifosi azzurri. E c'è stata un pochino a tratti, prima del pre-partita ma anche il dopo, un po' il caccia all'italiano, perché si è visto qualche video un pochino particolare dove c'era qualche tifoso inglese che pestava qualche tifoso italiano, e c'erano anche immagini dove si vedevano bruciare la bandiera dell'Italia. Calpestare ecco, anche. calpestare. E lì personalmente è stato davvero imbarazzante, un altro segno di poco rispetto nei confronti dell'Italia. Parliamo dei festeggiamenti. Voi avete festeggiato? Eravamo insieme. Eravamo insieme, non lo so, vedi tu, se non te lo ricordi. Abbiamo un'altra telefonata. Buon pomeriggio, è in diretta qui con noi su RPL. Ma buon pomeriggio a tutti voi. Allora, io vi parlo da osservatore, perché non mi piace fare il tipo quando la mia squadra che gioca male, che deve vincere per forza. Cioè io dico bravo al vincitore se gioca bene, qualunque squadra sia, intendiamoci bene. Il discorso è un altro. Abbiamo visto un'Italia nel primo tempo passiva, diciamo, sì, magari non riusciva a organizzarsi nelle idee, nei passaggi, nel dialogo tra di loro, via dicendo. Anche l'Inghilterra non era proprio al massimo, intendiamoci bene. Anche loro hanno fatto dei buchi, dei vuoti come tutti gli altri. Però al di sopra di tutto questo calcio qui di nomi famosi, gente che ha dei contratti spaventosi, che siano i portieri a decidere una coppa. Allora, forse mi sono spiegato male. Se due portieri, Donnarumma e l'altro, in questo momento mi sfugge il nome, sono stati quelli che hanno deciso quella coppa, e merito a loro, indubbiamente, anche se l'altro ha perso, però anche lui ha fatto la sua parte. Ma sono le due squadre che non hanno fatto la loro parte effettiva, perché è la squadra che vince, che tira in porta durante i 90 minuti. Sono gli attaccanti, abbiamo visto due squadre con degli attacchi scarsissimi, con delle difese che penzolavano. Io le chiamo così, il 4-3-2, 4 qui, il 4 là, il su e giù. No, perché non c'è affiatamento tra di loro. Perché cercano l'esibizionismo, cioè una squadra vince quando non si cerca l'esibizionismo singolo, l'uomo che emerge, che è il campionissimo, come in tutto il campionato italiano, come in tutti gli altri, indubbiamente. E quando una squadra vince tutta insieme e che deve esserci un qualcosa in più nella squadra, invece vedo che anche gli allenatori, tipo Mancini, tipo gli altri, c'è troppo esibizionismo individuale. Guardate Lukaku solo perché il Belgio ha perso e sono già crollate le azioni e qua e là. Ma saranno mica tutti nembochis questa gente qui, ma sono uomini normali, umani come tutti gli altri, che mangiano e bevono come tutti gli altri. Ecco, questo è il mio discorso. Bravissimi, grazie, ciao. Grazie mille a lei per aver chiamato e essere intervenuto in diretta. Ma allora, su alcuni punti che ha toccato, secondo me lei ha assolutamente ragione. Il portiere dell'Inghilterra si chiamava Pickford e sicuramente Donnarumma, secondo me, ha giocato ha giocato un grandissimo europeo, non a caso ha vinto anche un buon premio. So che Roberto c'ha un mal di pancia nel vederlo. Vabbè, ma è oggettivo che abbia fatto benissimo per tutto l'europeo e il premio forse è meritato. Comunque abbiamo due messaggi, ragazzi. Allora, se guardate le varie premiazioni, è pieno di secondi di arrivati che si tolgono la medaglia dal collo. Non mi scandalizzo. Loro si sono comportati male, prima e dopo. Non sono una squadra molto forte. Meglio la Spagna. Silvio da Torino. Grazie mille Silvio per averci scritto. Ma allora, sicuramente è un episodio che non è la prima volta che capita, però fa sempre male, perché è comunque un gesto di antisportività, ecco, obiettivamente.
e a me personalmente girano un po' le scatole, però i festeggiamenti non ci sono stati solamente in Italia, cioè pensiamo che paesi, vabbè, ovviamente per questioni storiche che non stiamo neanche a rispiegare, che perché voi le sapete meglio anche di noi, paesi come la Scozia e l'Irlanda hanno festeggiato come non ci fosse un domani, forse hanno festeggiato addirittura più di noi, di qualche italiano, ecco. Quindi sicuramente è stata una gioia immensa, però non erano gli unici a tifare Italia, questi paesi qui, c'era anche la Spagna, anche molti spagnoli che tifavano Spagna, che la preferivano ovviamente all'Inghilterra. Non me l'aspettavo, molti tedeschi addirittura preferivano la Germania, l'Italia all'Inghilterra. C'è da dire che l'Inghilterra è molto in Europa è molto simpatica a tutti. Sì, molto amata. È molto ma noi italiani siamo molto amati perché abbiamo i nostri pregi, tantissimi pregi. Prego, buon pomeriggio in diretta qui con noi su RPL. Salve. Ciao ragazzi, Simone da Treviso. Salve Simone. Allora, un preambolo, io non seguo più il calcio di club dai tempi in cui Sacchi vinse col Milan, perché stomacato da certe cose, però dico la sincera verità, ho sempre seguito tutti gli eventi della nazionale. Quello che mi è piaciuto di quest'anno, di questo episodio, di questa manifestazione, è che per la prima volta in Italia abbiamo avuto una squadra senza prime donne e forse è stato il motivo per cui la squadra si è amalgamata. Questo mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda gli inglesi, sinceramente lavorandoci assieme non mi aspettavo nulla di meno. L'ultima che mi ha fatto ridere, l'ho riletta 3 volte per capire se era una barzelletta o un fake news, i giornali inglesi oggi o ieri sono usciti accusandoci che non abbiamo nessun ragazzo di colore dentro la nazionale. Quindi bravi ragazzi e bravi soprattutto anche il presidente Mattarella accettare uno smacco del genere da parte della Casa Reale, di non aver, come si dice, di essersi complimentati con i vincitori, con i rappresentati di una nazione. Si sono dimostrati quello che sono sempre stati, mi dispiace, però così la vedo. A voi ragazzi, grazie. Grazie mille a lei per essere intervenuto in diretta qui con noi e sicuramente ha ragione. Voi che cosa ne pensate di quello che ha detto il nostro radioascoltatore? Ma allora, sul fatto delle accuse su non ci sono giocatori di colore all'interno dell'Italia, ne abbiamo già parlato e comunque, cioè, le altre squadre che ce le hanno, tipo la Francia, cioè, è normale che ce le abbiano visto i nomi che ci sono, quindi voglio dire, se purtroppo in Italia non abbiamo giocatori di colore italiani forti quanto questi, è normale che non vengano convocati. Adesso li dipingiamo, mettiamo un po' di vernice così non si lamenta più nessuno, perché qua ogni volta sembra sempre una critica sì. nei confronti dei giocatori, non ci sono giocatori neri italiani in nazionale, purtroppo se... Cioè, cosa fai? Convochi Ogbon e non Bonucci, per dire? Cioè. Infatti il problema è proprio questo, però ovviamente qualche pretesto devono averlo per attaccarci, perché certo. sennò poi si sa che gli inglesi hanno perso e non sanno perdere, come ho detto prima, quindi... Non sanno perdere, hanno dimostrato di non essere sportivi comunque, però è veramente un'immagine veramente brutta vedere comunque la squadra avversaria. Io sono sicuro, ma ne sono sicuro al 100%, che se a parti inverse era l'Italia a perdere, sicuramente sia i giocatori sia che l'allenatore, ma anche i tifosi dell'Italia sicuramente si sarebbero comportati in un altro modo, ma ne sono sicuro al 100%, perché obiettivamente noi, ma proprio fa parte delle nostre radici, abbiamo anche l'umiltà di non essere spavaldi. E poi tra l'altro, che fa anche un po' ridere, crediamo un pochino anche, io parlo per il pre-partita, visto che c'erano tutti i VIP, personaggi politici inglesi, ma vinciamo a mani basse, era anche tanto. Tom Cruise di fianco a Beckham, vinciamo a mani basse, tanto così via. Ecco, noi siamo anche un po' scaramantici, no? Crediamo nella sfiga, nella iella, quindi meglio non tirarsela, anche se è una squadra che non era il caso ovviamente, però se ci troviamo magari di fronte anche a una squadra con una rosa inferiore alla nostra, noi sicuramente non avremmo mai detto una roba del genere, perché mai sia mai portarsi sfiga. Comunque, cari ascoltatori, andiamo un attimo in pubblicità con un breve stacco musicale e poi abbiamo subito 2 nuovi messaggi e continuiamo a finire a parlare degli europei. A tra poco. Il mondo
Armando Di Tarcus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21:30. Solo su RPL, la tua radio. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 37671294, intestato a RPL, via Bellerio 41, 20161 Milano. Diventa nostro editore, sostieni la libertà. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Doesn't matter where you come from, keep banging on the drum, make everybody notice. If you're gonna do this and make it international, nothing is impossible. Bundle up the passion and turn it into fashion. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Get out of your head, get out of bed. My mama said, chameleon, chameleon girl, all the colors in the world. So beautiful, why don't you go chasing the rainbow? Chameleon, chameleon girl, all the colors in the world. So beautiful, why don't you go chasing the rainbow? My mama said. E rieccoci cari ascoltatori di RPL, bentornati alla legge del gol con questi tre teppisti in studio. Rieccoci. Sì, tu sei uno di quelli, non è che sì, devi no, vantarti. senti, per favore, allora, lo dicevo anche al buon Di Franco nella scorsa puntata, è nell'angolino, stia zitto. Sì, ma la scorsa puntata c'era lui nell'angolino, non io. Quindi... lo diceva a me che non lo dicevo, okay. però adesso ovviamente vale anche per lei, no? Ovviamente si scherza. No, allora, abbiamo ricevuto tra l'altro
l'altro nella pubblicità una chiamata di una signora che ringraziamo tra l'altro per aver chiamato, e che non sono riuscito tanto a capire purtroppo, perché andava anche un pochino via la linea, così che la signora sottolineava che non giocavano, non c'erano giocatori inglesi in campo, se ho capito bene, ma giocatori della Gran Bretagna. Beh, se può richiamare, così ci spiega bene il... Esatto, esattamente, o se no ci può scrivere su WhatsApp. Per tutti i radioascoltatori, se volete intervenire, come hanno fatto tutti gli ascoltatori precedenti, potete farlo allo 02 66 20 35 29, 02 66 20 35 29, oppure ci scrivete su WhatsApp, come questi 3 messaggi che ci sono arrivati, che adesso leggiamo ovviamente: 346 642 7756, 346 642 7756. Allora ragazzi, leggiamo subito i messaggi che ci sono arrivati. Comunque ringrazio nuovamente la signora che ha chiamato prima, mi spiace che ha chiamato in pubblicità e non abbiamo potuto parlare direttamente nel corso della puntata. Sarà per una prossima volta, perché so che la signora ci riascolterà sicuramente. Grazie mille comunque per essere intervenuta di nuovo. Allora, comunque Immobile contro il Belgio ha dimostrato di essere veramente un simulatore e ha mostrato veramente il lato poco sportivo del calcio. Stefano da Treviso. Beh sì, c'è quell'immagine, quel video dove segna Barella. Segna Barella. 50% del gol di Barella e di Immobile che era lì. Cioè si vede un giocatore, un attaccante dell'Italia piegato in due dal dolore. A un certo punto, con la coda dell'occhio, nel momento in cui realizza che l'Italia ha appena segnato, si rialza e va a festeggiare con i compagni di squadra. È un miracolo. Sì. Spettacolo. Qua siamo a livelli altissimi. Il calcio fa miracoli, certo. Quando si dice che il calcio fa miracoli, questo è un esempio. Comunque, ecco, visto che è venuto fuori il nome di Immobile, io sono abbastanza un po' arrabbiato con Ciro Immobile. A parte che per tutto l'europeo, non ho capito, anche in finale l'abbiamo fatto, per tutto l'europeo abbiamo continuato con questa tecnica, con questa tattica delle palle alte a Immobile, che non ne beccava manco una, non riusciva a stopparla neanche una. Ma veramente, se non ne facevamo 5-6 per partita, non eravamo contenti. Tutte palle sprecate, tutte palle buttate. E poi secondo me non ha avuto una bellissima prestazione Immobile, soprattutto nelle ultime 3 partite. Dopo il girone sicuramente ha faticato, però io penso che in realtà da una parte non ha neanche fatto così male a continuare a metterlo, per discorso anche comunque di fiducia, di gruppo e tutto quanto. Sul fatto su Immobile, soprattutto sui lanci lunghi, l'idea secondo me è stata sbagliata, soprattutto con l'Inghilterra, perché aveva 2 centrali che sono bravi praticamente solo di testa, e quindi magari giocare più palla a terra poteva creargli più problemi, ecco. Ma il gioco di Immobile, se uno guarda le partite della Lazio, è proprio il contrario di questo. Cioè, questo è più un gioco per Lukaku, sì. Mettiamola giù così, palla alta, lui spalle alla porta, tiene la squadra alta, eccetera. Immobile più palla a terra, lanci lunghi però raso terra, e lui sulla velocità è abbastanza devastante. E secondo me anche questa è una motivazione per la quale lui non ha fatto così bene. Infatti poi con l'Inghilterra, a mio avviso, quando ha messo Belotti, è vero che era anche fresco, però è un po' la partita anche cambiata, ha creato molte più azioni. Assolutamente, no, assolutamente, anche se secondo me comunque non ha fatto a parte che poi dovevi mettere chi era il sostituto di Immobile, se non mettevi Immobile. No, dico Belotti. Anche se ce ne sono stati, c'è stato Insigne che ha fatto la prima punta, c'è stato Berardi. Che è stato un fallimento. Chiesa però no, ragazzi, Chiesa no. Chiesa ha fatto un grande europeo. Chiesa sì, Chiesa forse il migliore insieme a Donnarumma. Sì, sicuramente, ma infatti era anche il giocatore che, se non erro, che costa addirittura di più alla nazionale italiana, che vale di più. Nel senso che vale intorno ai 78 milioni, se non erro. Che la Juve abbia rifiutato un'offerta quasi di 100 milioni, se non di 100, del Bayern Monaco, mi sembra. Deve tenerselo stretto quel grande giocatore. Comunque passiamo subito al prossimo messaggio. Ma la FIFA cosa aspetta ad aggiornare il World Ranking? Sul sito della FIFA World Ranking la classifica è ancora ferma al 27 maggio con Inghilterra, Spagna, Francia e Belgio ancora davanti all'Italia. Ancora al 7° posto. Andrea da Torino, grazie mille Andrea per averci scritto. E lo devono aggiornare, è una bella domanda anche per noi. Guarda Andrea, adesso chiamiamo la FIFA, adesso la contattiamo e li facciamo sapere, la facciamo cambiare. Però no, grazie mille per avercelo fatto notare, perché io personalmente non l'avevo notato. Grazie mille Andrea per averci scritto. E poi altro messaggio: commento assolutamente razzista quello che critica perché la nostra nazionale non ha giocatori di colore. Ma cosa significa? Forse che dipende dal colore della pelle nera il fatto che le altre squadre non hanno vinto? Ma che si vergognino. Marila da
Caspoggio. Grazie mille Marila per averci scritto. È assolutamente vero quello che ha scritto questa nostra ascoltatrice, ma è un discorso che abbiamo anche tra l'altro fatto più volte. Il punto è proprio quello, e io volevo parlare brevemente, proprio 2 minuti dedicarli anche a questo discorso qua, che ancora una volta si è cercato di portare la politica nel calcio con queste polemiche sul fatto dei giocatori, per non parlare dell'inginocchiarsi, tutta quella bufera che ogni partita scoppiava e così via. Quindi l'altra, ma perché bisogna sempre politicizzare il calcio? Perché bisogna politicizzare il calcio ogni volta? Cioè, questa è la domanda. E vediamo se anche qualche nostro ascoltatore ci dà una risposta. Buon pomeriggio, in diretta qui con noi su RPL. Tocca a me? Sì, salve, è in diretta. Buonasera, ma mi sono collegata poco fa. Comunque, mi viene da ridere, perché anche i francesi avevano sollevato quell'obiezione, non c'è neanche un giocatore di colore. E io mi sono chiesta perché è indispensabile. Ma scusate, ma siamo in Europa oppure in una delle vostre ex colonie francesi o britanniche? E i risultati ci hanno dato ragione. È vero. Ecco, non credo che sia indispensabile. Cioè c'era, mi pare, io non mi intendo di calcio, devo dire la verità. Se fossero qui i figli, loro sì. Comunque, Balotelli, che era scuro, come il carbone, però mi pare che avesse una testa un po' balzana, per cui sì. Forse per quel motivo non è stato, non lo so, io non sono in grado di dire nulla. Comunque, tra parentesi, però vorrei dire qualcosina anche di extra calcio, è possibile? Guardi, questo qua è un programma completamente dedicato al mondo del calcio. In questa ora qua parliamo esclusivamente di calcio. E comunque io le dico una piccola cosetta. Guai a chiunque voglia vaccinare anche solo i calciatori, perché devono decidere loro e non qualcuno che arriva dall'alto, tanto più che questo vaccino non è stato approvato da nessun ente certificatore, né EMA né AIFA, perché è sperimentale. E guai a chiunque osi pretendere di vaccinare i ragazzi che andranno a scuola, i bambini, ma gliene incoglierà. Non posso maledire perché non si maledice neanche un cane, però si malediranno da soli. Comunque, bravi ragazzi del calcio e speriamo in bene. Buona serata. Grazie mille signora per essere intervenuta. Allora ricordo, avevamo un ascoltatore ma mi sa che è caduta la linea. Ricordo 02 66 20 35 29, o se no ci potete scrivere sempre su WhatsApp al 346 642 7756, che come potete vedere i messaggi li leggiamo tutti e poi li commentiamo in diretta. No, allora, il tema questo tema che viene continuamente proposto, il tema del razzismo, è un tema molto discusso. Penso che negli ultimi 10 anni è approdato dagli Stati Uniti all'Europa anche il tema del razzismo, soprattutto anche per le ondate di immigrazione, che vabbè, questa non è la sede, non è il programma giusto per parlarne, però ci ha un po' rotto le balle questa storia qua, perché queste continue critiche dicendo voi italiani non avevate neanche un giocatore di colore nella squadra, ma che tipo di argomentazione è, più che altro? È questa la domanda, che tipo di argomentazione è? Poi come diceva giustamente Roby, grazie al cavolo, cioè anch'io se avessi personalmente un Kanté lo schiererei molto volentieri. Ma è una critica senza senso, perché Sì, comunque... è vero, perché il problema di fondo è che noi giocatori italiani di colore che giocano in campionati di spicco, come può essere in Serie A, in Premier, eccetera, non ne abbiamo. Avevamo Balotelli, che però purtroppo adesso giocava in Serie B, adesso è andato a giocare in Turchia, ma non aveva la preparazione per poter partecipare all'europeo, quindi non è che... Poi non ha mai avuto la testa. Esatto, tra la parte quello. Comunque vi interrompo un attimo, cari ragazzuoli, perché abbiamo un altro ascoltatore. Buon pomeriggio, in diretta qui con noi. Sì, buon pomeriggio ragazzi, ciao, sono Alessandro da Bologna. Salve Alessandro. Salve a voi. Allora, io trovo che il politicamente corretto nello sport e poi nel calcio, perché adesso abbiamo visto il fatto di inginocchiarsi ed è stata una cosa obbligatoria, perché prima la nazionale italiana aveva deciso, pur rispettando
il colore della pelle delle persone, di non inginocchiarsi. Poi dopo è stata creata da Ayrton Bufera e quindi dopo nella finale abbiamo visto che si sono inginocchiati. Ecco, il politicamente corretto fa grandi danni ed è una buffonata, perché se è vero come è vero che ci sono soggetti più deboli nella società, è anche vero che ad esempio questi soggetti deboli, vediamo col DDL Zan, le persone che hanno i gay, i transessuali, ok? Di questa cosa però si parla solo da noi, in Europa, negli Stati Uniti, perché poi quando organizzano i mondiali di calcio in Qatar non parlano del fatto che gli omosessuali vengono fustigati e vengono incarcerati. Di quello non si parla, perché ci sono degli interessi enormi e di quello non si parla. Quindi mi pare che sia davvero una polemica che una certa sinistra europea crea ad arte, e io invece ritengo che nei vari sport gli sportivi debbano interpretare lo sport ma lasciar fuori il discorso politico quando non è proprio una situazione estrema. Ecco, credo che sia sbagliato mettere la politica all'interno dello sport, anche perché, come si nota in Qatar, è una cosa, come posso dire, fatta d'arte, che non sempre viene utilizzata, perché con il Qatar non si possono prestare certi piedi e quindi di certe cose non si parla. Certamente. Grazie mille Grazie a voi. Grazie mille Alessandro per aver chiamato. Tra l'altro Alessandro è un ascoltatore che chiama spesso in questo programma qua, lo ringrazio per seguirci sempre. Come ha detto Alessandro, alla fine c'è poco da dire, perché sennò sembriamo ripetitivi anche Matteo, noi. scusa, posso dire una cosa? Certo, prego Fede. Io mi ricordo che sono completamente d'accordo con Alessandro, perché io mi ricordo una polemica che era venuta fuori qualche anno fa quando il Milan ha giocato la Supercoppa, mi sembra, adesso non mi ricordo se in Qatar o dove l'ha giocata, che era venuta a fare una polemica simile perché si parlava non degli omosessuali ma dei maltrattamenti che subivano le donne, tipo il fatto che non potevano entrare allo stadio o certe cose non potevano farlo, e lui ha centrato secondo me proprio il punto, cioè il fatto che non si parla mai di certi tipi di situazioni quando magari ci sono di mezzo certi tipi di paesi, come in questo caso appunto il Qatar. Cioè non si parla in quel frangente degli omosessuali, dei transessuali, proprio delle donne, che comunque siamo nel 2021, in teoria è una cosa già passata. Cioè è questo proprio il problema della politica nel calcio, quando dicono il calcio è di tutti, si ritorna sempre al solito discorso, non è vero. Bravo, concordo esattamente con tutte le parole che ha detto Fede, è stato limpido, chiarissimo. Anch'io Comunque, sono d'accordo, se posso aggiungere. Vi interrompo un attimo perché abbiamo subito un altro ascoltatore o ascoltatrice. Buon pomeriggio in diretta qui con noi. Buon pomeriggio dall'Umbria. Salve. Io sento sempre che parlare di questo problema che la squadra italiana non c'è gente di colore, ma l'Italia è l'unico paese europeo che non ha colonie. Però sia chiaro che non siamo noi a portare avanti la polemica. Sì, ma mandate a quel paese, insomma, no? Sì, sono proprio deficienti. A Francia, andiamo in Nord Africa e tutto si parla francese, in Egitto si parla inglese, in Nigeria si parla inglese, in Ruanda, Camerun, Senegal si parla francese. Perché usano i Safà, usano il denaro stampato in Francia, sono ancora colonie a tutti gli effetti. È normalissimo che ci abbiano gente di colore, no? Io non capisco, perché poi comunque dico solo questo. C'era uno che diceva che la religione era l'oppio dei popoli, no? Io mi permetto di aggiungere che il calcio è la cocaina degli italiani. È vero. Buona serata a tutti quanti. Grazie mille per aver chiamato, soprattutto con questa ultima frase ad effetto, una perché perla. è assolutamente vero. Questa qua ve la segno perché ha assolutamente ragione, effettivamente. Assolutamente ragione. Ma allora, tornando per poi concludere, anche se purtroppo mancano gli ultimi 7-8 minuti, potremo dire ben poco del calciomercato, magari diciamo un attimo le cose più importanti e gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le big... Potremmo ricordare, Roberto, che l'Inter è campione d'Italia, magari se l'hai dimenticato in questo questa è momento. una cosa vecchia, quindi lo saltiamola. sai per un gol.
Io darei la mia vita. Ascolta, Non è sei proprio bravo così. a cantare, quindi Ah, basta. poi non è proprio così, però vabbè. Vabbè, senti, potrò riadattare le canzoni come voglio io, devi anche... Ma puoi Ah, stare no? nel tuo nell'angolo? Ah, non posso? No, Come no. direbbe qualcuno, come direbbe... No, allora no, comunque arriviamo un attimo al punto. Per concludere, è vero, c'è tanta ipocrisia, perché quello che ha detto, di cui parlava Federico, è ipocrisia, pura ipocrisia, perché in un mondo del genere, soprattutto in Italia, ma anche noi europei, ma anche gli americani, ci fanno capire una cosa, che esistono sempre persone di serie A, persone di serie B e soprattutto situazioni di serie A e situazioni di serie B, perché nessuno ha detto niente, nessuno ha mosso polemica per quanto riguarda quello che succede nei paesi come per esempio in Arabia Saudita, perché questa è veramente una vergogna, il fatto che, per non parlare degli uomini sessuali, come vengono trattati, ecco, che se uno viene scoperto che è omosessuale, che cosa gli viene fatto, ma al di là di quello, le donne, come vengono trattate veramente le donne, e questa è una cosa vergognosa e ci fa veramente riflettere, ma ci fa anche capire che queste persone qua non hanno capito assolutamente un cazzo, cioè lo dico proprio apertamente, non hanno, scusatemi il francesismo, ma non hanno capito assolutamente nulla, non hanno capito assolutamente nel mondo e non sono in grado di interpretare la realtà, perché i problemi esistono, però i problemi sono i problemi, non inventiamoci insomma favolette e così. Però prima io lascerei adesso, per parlare del calciomercato, abbiamo ancora 4 minuti, prima leggo un attimo un messaggio. Allora, una signora che corregge probabilmente quello che abbiamo detto all'inizio della puntata. I giocatori della squadra inglesi sono britannici, neri, eccetera, non inglesi, nati in Inghilterra. Gli inglesi sono normalmente ben education. Va bene, grazie mille per il messaggio, signora, purtroppo non ha scritto il nome, non posso leggerlo. Comunque, arriviamo a parlare del Milan. Diamo la priorità al Milan oggi, dai, poverini. Fa un po' Poverini, tenerezza. anche Una volta perché ogni tanto, sono dai. gli unici che nel mercato hanno fatto qualcosa. Perché... per il momento sì. Va bene, dai, vai avanti, dai. No, vuoi parlare delle Dai, Hakimi vai che è stato avanti. ceduto? Se Io vuoi sono ne campione parliamo. d'Italia, vai avanti. Sì. Posso parlare quando voglio io, vai, prego. Ah, va bene. Comunque, cari ascoltatori, 02 66 20 35 29 in questi ultimi minuti per intervenire, o se no ci potete scrivere, anche coloro che ci hanno già chiamato, ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Prego Roberto. Allora, le notizie ultime, la firma di Giroud, e sembra che non è ancora confermato, ma abbia scelto la 9, la cosa mi preoccupa molto. E poi altri 2 arrivi che dovrebbero arrivare domani: Brahim Diaz che torna, che è già stato con noi l'anno scorso in prestito, e un altro terzino del Monaco che adesso mi sfugge il nome, Ballo Touré mi sembra, Sì. che sarà il vice Teo Hernandez, e visto che serve anche allungare la squadra con la qualificazione in Champions. Però noi dell'Inter siamo qua che ridiamo e scherziamo. Tu hai fatto la battuta prima che se n'è andato un big, secondo me era veramente un giocatore forte, uno che poteva diventare davvero un giocatore, che dire campione non lo so, cioè, però sicuramente un giocatore molto forte, Era già poco sulla ma buona sicuro. strada, diciamo. Esatto, per lo stile di gioco che era Hakimi. Però ecco, adesso si parla, però insomma, penso che l'Inter non lo cederà mai, nel senso non lo darà mai via, o se no sparerà a un prezzo straltissimo. Si parla di Skriniar, che è molto desiderato dal nuovo allenatore del Tottenham, degli Spurs. Secondo te, Federico, come andrà? Cioè, magari davvero c'è la possibilità che l'Inter, per fare cassa, sparano una cifra alta? Il Tottenham i soldi ce li ha, eh? Sì, beh, però Inzaghi ha dato subito il suo consenso al 100% per tenere Skriniar. Adesso dovranno parlare in questi giorni del rinnovo del contratto. Infatti ha dato la priorità a Skriniar e ha dato il suo consenso, diciamo così, a Lukaku, Lautaro, De Vrij e anche pare Brozovic e assolutamente Barella, il quale dovrebbe diventare addirittura capitano dell'Inter l'anno prossimo. E comunque sulla fascia si parla di Bellerin, che ha già dato il suo consenso, il giocatore dell'Arsenal. Lui vuole venire all'Inter, ma bisogna aspettare il consenso invece dell'Arsenal sul prestito con diritto di riscatto. Ok, no, speriamo, io ci spero, comunque che È un buon giocatore, se no si dovrebbe virare su Zappacosta, però Zappacosta sarebbe comunque un downgrade grosso rispetto a Hakimi. Sì. sì. Bellerin già
Vierin comunque 26-27 anni, comunque ancora esperto, giovane. ha giocato comunque esperto. nell'Arsenal tanti Sì, anni. E poi sì, viene sì. dalla Premier League comunque. La Infatti, Premier League quello. hanno un gioco molto... Poi sarà diverso dal gioco di Conte, perché comunque Inzaghi gioca in maniera diversa, quindi vedremo come si adatterà. Attacca un po' anche adesso l'Inter. Quindi... Attacca e quindi potrebbe vincere non solo il campionato. No, ma non so se... allora io sento... Oh, attenzione, allora- c'è un pronostico di vittoria di Champions. No, io ho detto no, assolutamente non ho mai detto questo. È già io. tanto se passi i gironi quest'anno Sì, ancora. sì. No, ma se- Tu capito? sono 10 anni che non vai in Europa, cos'è che vuoi? Ma Dai. io vado per Fede- vincere, non per partecipare. Fede- come te. Ah sì, perché tu tutte le volte che hai partecipato hai vinto. Dai, va bene, va No, bene. Fede, ma capito, è il bue che dà il cornuto all'asino, Sì, capito? sì, No? Cioè, nel No, senso, fa ridere. posso darvi un consiglio? Dai. Quando dovete fare le foto per i nuovi acquisti tipo Cialanoglu, non mettete i trofei dietro perché scarna la foto, Ma- se no, capito? Ci metto le 3 pappine del derby se vuoi. Vabbè, mettici le 3 pappine, io poi ti metto i trofei e siamo a posto così. Sì, i trofei Va bene, negli va bene, anni va bene. 80. Te neanche negli anni 80 li vincevi. No, io ho vinto. Beh, ragazzi, dovete capire che purtroppo Roberto è milanista, quindi c'ha Una brutta malattia. Cioè, scusa. È una brutta malattia. Ovviamente si scherza per i nostri cari amici milanisti. Comunque, cari ascoltatori, noi ringraziamo della Legge del Gol tutti coloro che ci hanno scritto, che sono stati in tanti, ma soprattutto anche quelli che ci hanno chiamato, che anche loro sono stati in tanti. Grazie mille per aver interagito con noi, per averci scritto e per aver chiamato. Io ringrazio Robby Di Franco e Fede Pontillo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Anzi, scusatemi, l'ultimo messaggio al volo, questo lo devo fare, scusami Stefano. Interisti stanno trattando Nandez del Cagliari, Enrico Gallarate. Grazie Enrico per aver scritto, è vero, è una notizia che ho letto anch'io. Vediamo. Abbiamo gli interisti poco informati Vediamo. qua. Va bene. Chiudiamo la puntata. Ringrazio di nuovo i miei due colleghi, i miei co-conduttori della Legge del Gol, Robby Di Franco e Fede Pontillo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, di buona nuovo. serata. E noi vi auguriamo a voi ascoltatori un buonissimo weekend e noi ci rivediamo in una prossima puntata della Legge del Gol. Se riusciti. Avete ascoltato La Legge del Gol. We'll be singing it.